Meritava l'ergastolo, per come è morta e per come quello che ha fatto meritava l'ergastolo. Sì, per quello che gli ha fatto sì. Sì, per quello che gli ha fatto. Mamma Mirka e papà Eligio Campeol lasciano il tribunale di Treviso con un groppo in gola. In silenzio hanno assistito alla lettura della sentenza nei confronti di Fabrizio Biscaro, il killer di Elisa, la loro figlia, massacrata all'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia il 23 giugno del 2021. Una mattanza, forse uno dei crimini più atroci della storia recente della Marca. La pronuncia in corte d'assise a metà mattina. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, per l'effetto la condanna alla pena finale di anni 25 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare. La pubblica accusa con la PM Gabriella Cama aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa di Biscaro il riconoscimento totale della capacità di intendere e di volere, due richieste agli antipodi, in mezzo le 20 coltellate inferte sulla barista 35enne di Pieve di Soligo che all'Isola dei Morti stava semplicemente prendendo il sole quando l'uomo l'ha sorpresa alle spalle, una vittima casuale quindi. Il sangue aumentava in me il desiderio di fare del male, ha poi detto Biscaro agli inquirenti. Con quel coltello comprato il giorno prima in un market, l'operaio di Col San Martino le aveva reciso di netto anche parte dell'orecchio sinistro, un orrore senza fine. Visto l'articolo 240 del codice penale, ordina la confisca e distruzione del coltello in sequestro, nonché dei campioni biologici inatti, degli indumenti e accessori, zainetto, cintura, mascherine, coltello multiuso, occhiali, zainetto, frigo, eccetera, molti dei quali recanti tracce ematiche, a cura della polizia giudiziaria operante. Immediatamente dopo la lettura della sentenza, mamma Mirka ricorda Elisa come una figlia buona, esemplare, solare. Me l'ha massacrata, all'obitorio non l'avevo nemmeno riconosciuta, meritava l'ergastolo, ma spero almeno non ci siano sconti di pena. Sarebbe una presa in giro, le sue parole. Dall'altra parte l'avvocato della difesa, Rosa Parenti, le sentenze non si commentano, si appellano. La dichiarazione a margine che fa intendere come la vicenda processuale del massacro di Moriago non sia finita qui.